Grazie per questi aggiornamenti. Adesso parliamo di un corso istituito qui in Laguna e rivolto ai giovani che insegna appunto a costruire la tipica imbarcazione veneziana. No, vediamo di cosa si tratta. La gondola del 600 è lì, rovesciata, pronta per essere trattata e verniciata. È ben diversa da quella in circolazione oggi tra i canali. Il varo il 2 settembre per sfilare poi alla regata storica con a remo la campionessa Gloria Rogliani. L'hanno realizzata 12 studenti selezionati per partecipare al corso per maestri d'ascia organizzato da Confartigianato Venezia. 100 quelli che avevano presentato la domanda. Speriamo che siano 12 futuri maestri d'ascia e speriamo che qualcuno di loro, come è successo in passato, apra anche delle attività, apra dei veri e propri cantieri. Oltre il 60% degli iscritti che hanno concluso il corso nelle precedenti 6 edizioni hanno infatti trovato un impiego. Io sono ancora abbastanza giovane, quindi adesso vorrei intraprendere un percorso di studi dopo questa breve parentesi che mi consenta di imparare di più anche per quanto riguarda la progettazione. E spererei che il mio lavoro appunto riguardasse questo, sicuramente. Questo corso mi sembrava la giusta combinazione tra teoria e pratica, tra progettazione e costruzione. A guidare questi giovani il maestro d'ascia Matteo Tamassia. Nella gondola si racchiude veramente non solo tutta la cantieristica minore veneziana, tutta la complessità e l'evoluzione della cantieristica minore veneziana, ma anche tecniche costruttive delle barche in legno di qualsiasi altra parte del mondo, insomma. Com'è che riconosci il legno mordendolo? Mordendolo, sì, assolutamente. Si riesce a riconoscere l'essenza e il profumo. Ad ospitare il corso teso a tramandare quest'arte tutta veneziana è il polo nautico Vento di Venezia alla Certosa. L'aspetto delle attività artigianali e delle maestranze legate alla nautica da diporto resta il cuore del progetto vivo dell'isola, che ha nelle barche tradizionali e in generale nell'artigianato uno degli aspetti chiave della riqualificazione e della vivificazione dei compendi. Un gioco di squadra con un unico obiettivo, quello di salvaguardare un grande patrimonio di conoscenze attraverso i giovani. E noi siamo molto impegnati in questa attività. Adesso iniziamo il restauro del ponte di Rialto con i taggiapiera veneziani, questo corso, cioè tutte quelle attività che sono strettamente connesse alla storia e alla cultura del centro storico veneziano e che del tutto ingiustamente e inspiegabilmente stanno scomparendo. Noi lotteremo fino alla morte perché queste attività non scompaiano del tutto da Venezia.